Oggi le foto e gli obiettivi delle telecamere immortalano la città di Venezia nella sua unicità e fragilità, affollata di turisti o afflitta dall'alluvione, come nei giorni scorsi. Un tempo invece erano i pittori, con la loro maestria, a ritrarre la laguna come una modella in posa. I dipinti dei vedutisti veneziani, in particolare di Canaletto e di suo nipote Bellotto, inconsapevolmente hanno immortalato il progressivo collasso della laguna. L'arte diventa evidenza scientifica grazie ad un'intuizione di un fisico padovano, Dario Camuffo, ex direttore del CNR di Padova. Analizzando nel dettaglio i quadri dei maestri veneziani, ha scoperto con precisione e rigore quanto sia alzato il livello del mare. Si vede che dal 1350 a oggi il livello del mare a Venezia è cresciuto di 1,30 m. Canaletto era maniacale nella precisione del disegno, come si vede sovrapponendo un disegno del Canaletto a una foto di oggi. Nelle sue vedute i palazzi veneziani venivano riprodotti fedelmente, non mancava nulla, nemmeno le alghe. Ebbene sì, proprio dalle alghe è partito il lavoro del professor Camuffo, uno studio pubblicato nel 2017. Facendo il confronto tra il livello delle alghe che si può vedere nei quadri del Canaletto o del Bellotto e il livello delle alghe di oggi, noi possiamo sapere esattamente di quanto si è spostato il livello del mare da allora a oggi. Nel suo viaggio artistico-scientifico, a ritroso nel tempo, anche veronese, in un quadro esposto a Dresda, fornisce un dettaglio che riguarda Palazzo Papadopoli. Le scale sono libere da alghe e un personaggio sta sullo scalino più basso e facendo il confronto tra la situazione del 1571 e quella di oggi, si vede che il livello del mare si è alzato di 90 centimetri da allora. Anche le scale dei palazzi veneziani lungo il Canal Grande, grazie ai dipinti, sono state studiate. I gradini emersi e quelli ora ricoperti dall'acqua sono stati misurati insieme ai sub della Polizia di Stato. Abbiamo misurato la profondità del scalino più basso rispetto al livello del mare. L'abbiamo fatto per tutti i palazzi del Canal Grande e sulla base di 81 dati vengono perfettamente confermati i valori già trovati da Veronese, Canaletto e Bellotto. Dalla camera oscura di Canaletto alle telecamere di oggi, dunque, continua il racconto di Venezia e di come i cambiamenti climatici la stiano mettendo alla prova.